Il Cagliari ha espugnato la Sardegna Arena dopo 2 sconfitte consecutive nelle prime 2 partite di campionato, è riuscita a vincere e se nelle prime 2 giornate era capitato che un pizzico di fortuna o se volete le interpretazioni arbitrali non avevano favorito la squadra rossoblù, stavolta quella fortuna il Cagliari se l'è ripresa nelle finali di gara. Una gara tutto sommato difficile contro il Genoa che ha iniziato con un certo piglio, ha preso i comandi della partita per almeno 20 minuti, 25 minuti nell'avvio di gara, anche se poi non ha prodotto le occasioni migliori ha avuto il Cagliari già nella prima parte dell'incontro, in un primo tempo curioso perché ci sono state più occasioni e nessun gol e il Genoa le occasioni le ha avute quando poi è stato il Cagliari a prendere il comando delle operazioni. Un Cagliari che ha sofferto l'infortunio di Cigarini nel primo tempo perché effettivamente il professore ha sofferto particolarmente per un problema alla coscia, è rimasto in campo ma non ha dato il solito contributo, quello che sa dare lui alla manovra. Si è visto di più Nandez con grande determinazione nella corsia di destra e si è visto Castro dietro i 2 attaccanti, Simeone e João Pedro. Tutti e 2 gli attaccanti capaci di produrre un gioco diverso perché il Cagliari, pur non portando avanti tantissimi palloni, ha potuto contare sull'impegno di João Pedro e Simeone alla ricerca di qualsiasi tipo di palla giocabile, anche recuperabile andando in pressing, ed è quello che è capitato in avvio di ripresa, che Simeone abbia monopolizzato uno dei pochi palloni scagliati dentro l'area con cross alla sua portata. È stato Ionizza a proporre il pallone dentro l'area e il colpo di testa in torsione da parte di Simeone che ha cercato l'angolo lontano e lo ha trovato alla sinistra del portiere. Un gran gol, un gol da attaccante vero. Il Cagliari ha poi gestito la situazione anche con un po' di difficoltà ma senza soffrire particolarmente, senza subire particolari azioni pericolose all'interno della propria area. È stato un gol all'improvviso quello che Kouamé ha realizzato, appena gli è stato concesso un po' di spazio il giocatore non ha fallito, è riuscito a trovare l'angolo a sinistra di Olsen e così a determinare un pari. Sembrava essere irrimediabile perché nel frattempo le mosse di Maran erano state mosse votate a contenere il Genoa, quindi poco propensa a riprendere l'attacco, e invece un po' con caparbietà e come abbiamo detto con un pizzico di fortuna il Cagliari ha trovato immediatamente il gol del 2-1, un cross di Nandez tanto insidioso da mettere in imbarazzo Zapata con Birsa che era però già andato a vuoto e non ha colpito, e forse il colombiano sorpreso dal pallone che gli è arrivato in testa e che ha depositato alle spalle del proprio portiere. Fortuna che non si è fermata a quel punto perché in un contrasto che ha visto protagonista João Pedro con 2 giocatori del Genoa, il brasiliano ne è venuto fuori col pallone tra i piedi in un contropiede in cui ha potuto affrontare Radu 1 contro 1 e batterlo, chiaramente arrivando da lontano con una serie di finte, facendolo sedere e depositando il pallone in gol. Cosa dire? Che alla fine la partita però riassume anche un equilibrio particolare con il Genoa. Ci sono stati momenti in cui il Cagliari non è stato capace di tenere il possesso della palla, ha sofferto, ha dovuto chiudersi all'indietro, insomma ha dovuto impostare la difesa soprattutto senza vedersi quel gioco di rilancio che talvolta invece abbiamo visto in altre occasioni. Le scelte: Ionizza per Rog. Quando Rog è entrato ha dimostrato di essere un giocatore che sa capovolgere molto più rapidamente l'azione, ma come rimproverare Ionizza che è stato l'autore dell'assist per il gol di Simeone? Questo a testimoniare ancora che ci sono tanti centrocampisti a disposizione che puoi utilizzare a seconda delle condizioni e per tentare di tenere sempre alto il livello della squadra. L'attacco è un attacco che chiaramente è cambiato una volta che è partito Pavoletti, però Simeone si è perfettamente integrato, secondo gol in 2 partite, e João Pedro è dall'inizio del campionato, dall'inizio della stagione che stiamo dicendo che probabilmente ha imparato a fare la prima punta. Insomma, segnali positivi in vista della trasferta al San Paolo, anche se poi qualche scelta ancora non convince, soprattutto sugli esterni la conferma di Cacciatore che ha fatto una buona partita sul piano difensivo ma che non riesce a dare quel brio che talvolta il Cagliari chiede per poter attaccare con azioni un po' più ficcanti. Dall'altra parte Pellegrini, sicuramente più dinamico è capace di offendere maggiormente, ma anche lui con qualche sbavatura. Insomma, il Cagliari sta crescendo, dovrà tornare Nainggolan e bisogna capire poi anche come cambierà il centrocampo quando il Ninja sarà nuovamente a disposizione.